Continuano gli incontri tra i sindacati in rappresentanza dei lavoratori delle due società, Girgenti Acque e Hydrotechnic, con i vertici dell'AICA, la nuova azienda consortile che provvederà a gestire la distribuzione idrica. Le rassicurazioni da parte del Presidente che i lavoratori verranno assorbiti, ognuno nelle sue mansioni, coadiuvate anche dalle dichiarazioni del segretario provinciale della UIL, Gero Acquisto. Siamo riusciti finalmente a definire un accordo con la curatela fallimentare, quindi domani dovremmo firmare questo contratto di affitto e quindi il 2 di agosto AICA finalmente dovrebbe partire. Chiaramente ci sono tante difficoltà, però da parte di tutti c'è stata la consapevolezza che queste difficoltà dovevano essere superate. Per quanto riguarda i lavoratori, naturalmente tutti i lavoratori proseguiranno questo rapporto di lavoro in questo momento alle medesime condizioni che caratterizzavano appunto il rapporto contrattuale precedente. Quindi il 2, la cosa più importante da comunicare ai cittadini è che il servizio idrico continua e che AICA parte. Naturalmente chiediamo tanta collaborazione e tanta pazienza a tutti, chiediamo a tutti i cittadini di credere in questo nuovo organismo, perché i primi tempi naturalmente saranno complessi, saranno difficili e quindi vi è la necessità tutti insieme di appunto lavorare tutti insieme a risolvere tutte queste problematiche tutti insieme, tutti i sindaci, tutti i cittadini, tutti i lavoratori, perché è un momento delicato, difficilissimo, è una grande scommessa per noi e quindi speriamo di vincerla. Fino a poco fa ero a piede di guerra, penso che da questa sera un poco più sereni dovrebbero andare a dormire. Abbiamo chiuso l'accordo con AICA, presente il vicepresidente dell'ATI e il presidente del consiglio di amministrazione dell'ATI di AICA. Abbiamo definito il passaggio dei lavoratori e ci hanno rappresentato che ancora sussistono dei problemi rispetto ai rapporti con la curatela fallimentare, rispetto all'affitto di azienda, però per quanto riguarda i lavoratori non dovrebbe esserci problemi. Da lunedì tutti i lavoratori continuano a lavorare, a prestare servizio e a garantire l'acqua agli agrigentini e quindi in tutta la provincia. Quello che i lavoratori continueranno senza continuità di servizio, avranno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e abbiamo creato anche le condizioni affinché questi lavoratori all'interno del proprio posto di lavoro non abbiano più a subire discriminazione a parità di servizio o parità di contratto. Non sono 330, sono realmente 322. Diciamo che abbiamo avuto fino ad ora con molta chiarezza garanzia su quelle che hanno un contratto a tempo indeterminato. Abbiamo ancora un grande dubbio ci sono quasi una ventina di lavoratori Cococò e questi sono lavoratori che conoscono il territorio e che hanno prestato ormai da 5-6 anni servizio presso il servizio idrico integrato e credo che sia dovere nostro, ma anche dovere di AICA tutelare a 360 gradi, perché sono dei padri di famiglia, molti di loro sono monoreddito e credo che proprio per la loro professionalità e per il contributo che hanno apportato debbono essere assolutamente tutelati come tutti gli altri lavoratori.